Catenine d'oro, giubbotti firmati, cellulari contanti. Il bottino di una banda di 6 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, denunciati per rapina. L'indagine congiunta della Polizia Locale di Treviso e i Carabinieri che, visionando le telecamere di videosorveglianza, ha permesso la loro identificazione. Una baby gang che da mesi ormai metteva sotto scacco l'Interland di Treviso. Rapine messe a segno talvolta armati di coltello, altre con minacce e intimidazioni, altre ancora con l'uso della violenza. Alle Fiere di San Luca, dove un diciottenne è stato vittima di una rapina, dove è stato circondato da 3 di questi minori che gli hanno poi strappato la collanina d'oro. Altri episodi poi sono accaduti il 23 d'ottobre, dove appunto dei giovani nel giro di poche ore sono stati avvicinati, circondati e derubati da 5 di questi giovani di pochi oggetti, quindi parliamo sempre di catenine in oro, giubbotto, piuttosto che il cellulare e quindi poi insomma le violenze sono continuate nei giorni scorsi, nei giorni passati e hanno portato poi a altre 2 rapine che sono state consumate sempre nell'ambito del capoluogo. Il 20 novembre e il 3 dicembre, protagonista uno dei minori che, armato di coltello, ha rapinato 2 coetanei, uno dei quali davanti alla sua abitazione, sottraendogli 5 euro in contanti in un caso e un giubbotto di marca nell'altro. Scattata nelle scorse ore la perquisizione delle loro case. Sono saltati fuori gli indumenti con cui sostanzialmente che indossavano al momento in cui hanno commesso i reati e alcuni oggetti che chiaramente sono in via di approfondimento per capire se ci sono altre possibilità che siano coinvolti in altri fatti del genere. Non è escluso infatti che la banda di minori avesse già messo a segno alcuni colpi prima di ottobre. Durante le perquisizioni, infatti, uno dei ragazzi ha confessato di aver rubato un giubbotto firmato, consegnato poi spontaneamente alle forze dell'ordine. Proseguiranno dunque le indagini ora coordinate dalla Procura dei minori.